Non sono capricci di qualcuno, come qualcuno vuol far intendere, o addirittura peggio interessi di non so che tipo. Noi siamo esecutori, perché il governo ha finanziato la progettazione di quell'opera, ci ha dato i soldi, ci ha detto voi dovete procedere con la progettazione. Torna sulla questione aperta del bacino di laminazione sulle Grave di Ciano, progetto contro cui si è mobilitato l'intero Montello, Giampaolo Botaccin, assessore regionale all'ambiente, e lo fa ribadendo termini e competenze. Quindi noi siamo esecutori, se non lo facessimo incorreremo in situazioni ben più pericolose rispetto a quanto accaduto in passato. È, per fare un esempio e far capire, come se un sindaco ricevesse dei fondi dal governo per sistemare la scuola dal punto di vista della sismica, non li spende e poi dopo, se viene una scossa sismica e muoiono i bambini dentro, poi dopo vanno a prendere il sindaco e gli chiedono come mai non ha speso i soldi. E questo anche in vista della pronuncia del Tribunale delle Acque di Roma, dove sono pendenti 2 ricorsi presentati dai sindaci, uno contro la delibera regionale di via alla gara, l'altro nei confronti della stessa autorità di bacino. Nel momento in cui ci affidiamo, ci si affida, qualcuno si è affidato al Tribunale, secondo me la cosa da fare è quella di attendere l'esito del Tribunale. Nel frattempo, non essendo stato chiesto un provvedimento di sospensiva, di blocco o di altre situazioni, è chiaro che l'iter va avanti. Quindi l'iter sta andando avanti. Beh, assolutamente sì, come dicevo prima, non possiamo permetterci di non andare avanti. E si dovrà andare avanti, conferma Botaccin, anche su altri fronti. Nelle carte c'è scritto, ma fin dal 1966 lo hanno detto 4 università diverse, quindi non è un'invenzione di qualcuno. C'è scritto che per mettere in sicurezza il Piave bisogna trattenere a monte 80 milioni di metri cubi d'acqua. Il bacino di Ciano ne prevede meno della metà, quindi è evidente che questo sarà un intervento, ma poi saranno necessari altri interventi. Ma siccome da qualche parte bisogna iniziare, già si è iniziato abbassando i laghi di montagna, vorrei ricordarlo che ogni estate con i turisti presenti vengono abbassati i laghi della montagna per preservare i comuni dell'Alto Trevigiano. È chiaro che è un sacrificio notevole, però l'incolumità pubblica è la cosa fondamentale e quindi credo che sia un sacrificio sostenibile, perché prima viene la vita, poi viene tutto il resto.